Si sente adesso Pierluca? Grazie Pierluca che mi hai avvisato che manca l'audio, perché se no la vedevo difficile, grazie. Intanto saluto anche Pierluca che mi ha dato questa dritta. Io ho parlato per questi 2 o 3 minuti e Pierluca mi ha salvato in corna. Quindi ripeto, qui abbiamo il sito del Capitano dove ci sono 20 ebook che si possono scaricare gratuitamente. Adesso Pierluca si sente l'audio? Mi conferma va, che sei stato gentilissimo ad avvisarmi. In più, in questo sito si possono scaricare 20 ebook gratuiti fatti da Edgar Maretto Veneziano, in cui ci sono tantissimi circuiti radionici quadranti radiostesici. Ne hanno già scaricati 175.000. Poi abbiamo il nostro shop dove si può acquistare appunto l'albero sefirotico, costa 150 euro più 10 euro di spedizione e in più che chiaramente nel sito è ben descritto tutte le sue qualità nella sezione shop e in più abbiamo anche i riti operativi di varia natura sul lavoro, sulla protezione magica, sul benessere, sull'amore e quant'altro. Quindi lì potete trovare un'ampia gamma di prodotti. Poi vediamo un po'. Vediamo un po' di salutare le nostre amicizie in questo momento che sono tra noi. E vedo il Pierluca, poi vedo, vabbè, Pierluca adesso mi dice che si sente il volume, poi vedo Angi Bella, buongiorno Marietto, e siamo qui, Pierluca e Angi Bella. E poi vedo subito una domanda. Allora, la Pink Paper, che è l'unica domanda che c'è per il momento, mi raccomando, nome, Sandra del 69, chiede se troverò un po' di serenità in amore. Vediamo un po' di rispondere alla nostra amicizia Sandra. Vediamo un po' prima col pendolino e poi mettiamo qua. Ecco. Bene, vi ricordo che sono anche disponibili il Garmin Veneziano per delle sibille private al costo di 20 euro 45 minuti vi ricordo anche che il The Guard sarà con noi alle 21 e un quarto, 21 e 15 di lunedì sera. Bene, vediamo se per la nostra Sandra ci sarà un futuro radioso in amore. Ma Sandra, sembra di sì, in futuro non vedo che ci siano dei temporaloni in futuro però, adesso vi ricordo che il nostro, come si dice, il nostro pendolino chiaramente vede già il futuro, ma un attimino. Aspetta Sandra, che devo preparare una cosina, devo controllare. Aspetta un attimino, abbiate un po' di pazienza perché devo. Voilà. Stamattina è domenica, quindi ci prendiamo con calma, vediamo un po' di rispondere a più persone possibili, però vediamo un po'. Poi vedo anche Laura, Stella, bene, adesso vediamo un po' la nostra Pink Paper, la nostra Sandra, si troverà un po' di amore. Vediamo un po'. Sembra che nel passato c'è stata non dico tanto traffico, Sandra, però insomma c'erano delle belle persone, cioè belle, nel senso non belle fisicamente, ma diciamo che ci mettevano entusiasmo e hai avuto sicuramente qualcuno anche di giovane, molto appassionato, molto, insomma, come si suol dire, non ti mancavano sicuramente delle compagnie sentimentali, perché vedo le Grazie Cuore Domestico che sono delle bellissime carte, ma anche per il futuro. Certo, potrebbe essere anche rapportato al futuro, queste sibille. Andiamo un po' più in giù per fare vedere ai nostri amici.
Mm. Ma vedo già che c'è qualcuno. Mm. E però, hai ragione te, qui ci vuole un po' di tranquillità. Mm. Ma guarda, Sandra, adesso vediamo un po'. Nel passato c'è stato sicuramente qualcuno di importante nella tua vita, una persona grande, più grande di te che ti voleva bene. Non so se sei tu che hai figlio o lui che aveva figlio, o però c'era di mezzo una donna, non so se lui era sposato, e vedo che c'era una situazione in cui lui sicuramente voleva formare una famiglia, insomma qualcosa di importante. Poi purtroppo c'è stato un problema, vedi, un problema importante, il dottore, e poi c'è stato appunto una rottura, gelosie. Insomma, forse nella tua vita del passato c'è stato qualcuno importante e adesso stai dialogando nel passato recente, stavi dialogando con qualcuno nelle tue amicizie. Mm. Ah, era il tuo ex marito, ecco, sì, Sandra fa capire, sì, è una persona che ti voleva veramente bene, almeno da quello che si vede, sì, fa capire che è una persona che ti voleva bene e insomma, almeno all'inizio, poi dopo è chiaro come se alcune volte capita delle situazioni in cui si è inclinata la cosa. Poi per gelosia e via del genere. Adesso forse con il tuo ex marito hai ancora un dialogo, però si vede che fondamentalmente lui di cuore, almeno all'inizio, era veramente importante. Però ok, la situazione è andata come è andata. Adesso nel presente io vedo che c'è un giovane, qualcuno giovane, però vedo anche lui che magari vorrebbe, come si suol dire, risentirti, o magari potrebbe essere lui che vorrebbe risentirti. Comunque io vedo qualcuno vicino a te, però vedi il vedovo mi fa capire che ti senti sola in un modo molto importante. Questa persona qui giovane, oppure tra virgolette potrebbe essere anche il tuo ex marito, perché subito è seguito la vecchia signora che tecnicamente nelle sibille è cioè la persona che hai amato prima, un ritorno si potrebbe dire. Ma non so per quale motivo è come un funerale, vi sentite soli. Quindi la cosa non sembra che debba prendere piede. Tu comunque sei una donna forte, Sandra, vedo che sei forte e nascerà sicuramente delle amicizie. Avrai delle amicizie, però molto probabilmente potrebbero essere clandestine, perché vedi c'è il ladro e poi non sono delle amicizie clandestine vicine, vedi, sono lontane. C'è il ladro e poi c'è il nemico. Quindi cosa fa capire questo? Fa capire che, ok, nel passato il tuo ex marito per un periodo ti ha voluto bene, poi c'è stata una rottura, poi vediamo che nel presente c'è qualcuno di importante, forse che conosci già del passato, ma che purtroppo porterà a un- a qualcosa che non ti piacerà perché ti farà sentire sola in un modo importante. Comunque tu supererai questo caso e avrai sicuramente delle nuove amicizie, ma attente che sembrano delle amicizie che vogliono fare cose in modo clandestino, di nascosto e non sono positive e poi vengono da lontano. Frivole, insomma, di poca importanza. Ma il finale come va? Beh, tu molto probabilmente stai pensando a un uomo che è un artista, no? Un uomo, un artista, però vedi, tu oppure c'è qualcuno che pensa a te, non conoscendo niente di te, Sandra, io posso solamente dare due varianti, o qualcuno sta pensando a te in modo importante, che pensi che lui pensa verso di te in modo positivo, però vedi, è un artista è sì una bella carta, ma è una carta di una persona che gli piace più prendere che dare. E infatti è molto materialista e tu quando lo incontrerai sarai molto molto giù di morale. Quindi non vedo, non vedo che questa cosa qui andrà bene, vedi, perché ti vedo che capirai che è attaccato ai denari e roba del genere. Quindi vedo che c'è ancora un futuro, Sandra, un pochettino claudicante, un pochettino debole, un pochettino così che per il momento, sapete, le sibille vanno 6-9 mesi, quando va di fortuna 12 mesi. Quindi non vedo che ci sarà veramente qualcuno in serio. Molte
molti si proporranno, ma saranno fuochi d'artificio per non dire altro, e ci sarà gente che vorrà fare le cose magari clandestine, ma che sarà poi più negative che positive, frivole, senza niente di importante. Poi ci sarà l'ultimo che sicuramente sarà importante, però è un artista e gli artisti sono sempre narcisisti, in più è attaccato molto al denaro, quindi tu sarai molto delusa. Quindi per il momento Pendolino ha detto sì, alla fine troverai qualcuno, ma per i prossimi mesi ci saranno delle difficoltà importanti a trovare veramente qualcuno che valga la pena perdere tempo. Bene, andiamo avanti, dopo la nostra Sandra. Allora, vorrei rispondere a Angie, no? Angie, perché ha fatto una domanda, ma forse è le prime volte che ci segue, no? Allora, Angie, 23 febbraio 82, Ivano Scorpione, ecco, Angie, questa domanda non è formulata bene perché ci manca la data di Ivano, noi non facciamo nulla con i segni zodiacali, ci vuole la data sia di uno che dell'altro, eh? Ecco, questa è la precisazione per la nostra. Allora, andiamo avanti, ho risposto a Angie, ecco, vediamo un po'. Ecco, perché vedete, la Angie adesso affina la domanda perché capite che se voi fate una domanda con i dati giusti avete una risposta del 60-70% attendibile perché non abbiamo una foto, non sappiamo la vostra storia. Se invece sembra quasi un circo, no? Che uno arriva lì, scorpione, qui le cose si fanno in modo serio, si cerca di aiutare un po' tutti e se avete questo spazio per poter usufruire di domande gratuite è meglio che lo sfruttate nel miglior modo possibile. Bene, adesso rispondiamo invece, no, per avvisare lei e anche tutti gli altri che chiaramente ci seguono. Vediamo un po'. Abbiamo la nostra Laura. Buongiorno, sono Laura dell'80, volevo sapere se ci sono novità lavorative per me a breve, se devo spostarmi fuori regione. Andiamo un po'. Adesso la nostra Laura chiede se ci sono. Laura, attualmente lavori o sei a casa? Così da affinare meglio la domanda. E vediamo se devi spostarti fuori. Ecco, se puoi aggiungermi questa piccolezza, se sei a casa o lavori attualmente. Adesso vediamo se ci saranno migliorie. Migliorie sì, se no, vuol dire no, eh. Allora, tu lavori, eh? Vediamo un po' se. Allora, migliorie non vedo in grande, non vedo delle grandissime migliorie, però andiamo in dettaglio. Infatti la Laura spiega che aspetta qualcosina, vedete, affina le sue domande, aspetta una chiamata dal pubblico. Vediamo un po'. Comunque le migliorie sembra che per il momento siano in cantina, cioè un po' ferme, Laura. Adesso vediamo un po' di vedere come va la situazione in futuro. E voilà. Vediamo un po' per la nostra Laura. Beh, Laura, ti sei data da fare, hai cercato in tutti i modi delle soluzioni e vedo che qualcuno, non so se ti ha fatto delle promesse o ti ha detto delle cose, ti ha fatto qualcosa di positivo, una persona, un uomo ti ha magari detto qualcosa di positivo per il tuo lavoro, ti ha incoraggiato. E vedo anche donna maritata che è una carta in questo caso qui estremamente importante, di stabilità, di voglia di costruire. Quindi diciamo che il taglio è estremamente positivo. Vediamo un po'.
Allora, vediamo un po' com'è il movimento per la nostra Laura. Allora, nel passato ci sono stati momenti difficili, momenti di blocco, di cambiamenti. Poi c'è stato qualcuno che ha messo, ti ha aiutato, anche a livello legale, sembra che ci sia stato qualche movimento di lettera raccomandata, però il tuo passato non è stato facile, Laura. Si vedono proprio delle sibille impegnative. Poi c'è stato un cambiamento e qualcuno ha cominciato ad aiutarti. Nel futuro, cioè scusa, nel presente, questa linea presente, sembra che ci sia in arrivo una perdita di denaro e tu hai parlato anche con molte persone che ti hanno incoraggiato, però vedo che stai aspettando, vedi, il belvedere è sempre una persona che aspetta qualcosa di nuovo. La fanciulla è qualcosa di nuovo, no? Qualcosa, c'è anche un po' nervosa in questo periodo perché si vede la fanciulla è sempre una sibilla impegnativa in cui c'è un attimo di nervosismo, di indecisione, però si vede che tu hai parlato con tante persone. Ultimamente devi aver avuto anche una perdita di denaro o dovresti averla per via di situazioni non chiare. Nel futuro io vedo che nel posto di lavoro ci sarà un ritorno. Molto probabilmente andrei o a rifare un lavoro che hai già fatto, perché ci sarà qualcosa a livello legale, molto probabilmente da mettere a posto, Laura. Però tu sei una donna forte, quindi nel prossimo futuro io vedo che tu tornerai a fare un lavoro che facevi, anche per questioni legali. Non so se magari questo lavoro era già nel pubblico, comunque sembra che nel prossimo futuro dovresti rifare qualcosa che hai già fatto nella vita. Poi vedo che sei molto forte, determinata, però ci sarà un piccolo blocco. Quindi sei molto speranzosa, il futuro sarà speranzoso per te, non negativo. Il passato invece lo vedo piuttosto impegnativo. Come sarà, scusate, il finale? Il finale vedo che ci sarà un contratto, un buon contratto, però attenta a firmarlo, perché ci saranno delle cose che non sono chiare in questo contratto. All'inizio sembrerà un buon contratto, in futuro ti faranno firmare un buon contratto, però vedo che tu lo guardi come si deve sfuggire perché effettivamente la falsità vuol dire che ci saranno delle clausole che sicuramente non ti piaceranno e tu lo vedi andare via. Quindi stai attenta che certamente ti faranno fare un lavoro che hai già fatto, che ti piacerà e sarai forte e ti attiverai molto a fare quel lavoro. Poi ci saranno dei blocchi, poi ti proporranno un contratto, un buon contratto all'apparenza, ma poi vedi ci sono delle carte in cui tu guardi e vedi che ci sono delle cose che non vanno. Quindi attenta. Comunque sì, ci sarà un ritorno a un lavoro che hai già fatto nel passato. Non so se ti devi spostare. In passato molto probabilmente o ti sei spostato o c'è stato un cambiamento, però non vedo delle sibille che mi dicono che ti dovrai spostare. Vedo che per vie legali tu farai un lavoro che hai già fatto. Io non so che lavoro facevi una volta, ma vedo che il sacerdote, per via di giustizia, tu riuscirai a fare col tuo datore di lavoro un lavoro che hai già fatto perché sei una donna forte, speranzosa. Poi è chiaro che ci saranno dei blocchi. Quindi stai attento ai contratti che ti faranno firmare in futuro. Esatto, la Laura dice giustamente, non avevo letto, ho visto che ti aiuta allora, c'è qualcuno che ti aiuta, la Laura dice appunto che ti aiuta per il contratto. Ma molto probabilmente allora Laura ha questa figura di legge che ti chiama a fare qualcosa che vorresti fare, ci sarà. Bene, andiamo avanti con le prossime. Con le prossime domandine. Allora, Angela. Allora, l'Angela, vediamo un po' che ha corretto il tiro, però Angela non c'è sicuro che ci sia molta, perché chiaramente, eccola qua, Angela, vedo, Angela 23 febbraio 82, Ivano che poi abbiamo visto è, più sotto l'ha scritto, no? E vediamo dove è scritto l'angelo di Ivano, la data di Ivano. Sì, beh, ha detto che è uno scorpione, ma... Credo sia del 1 novembre 84. Senti Angela, questa
questo credo non mi dà fiducia a farti una risposta, quindi mm. Ah, ecco, la Laura poi conferma giustamente quello che è esatto, esatto, c'è qualcosa che già facevi, esatto, mhm, esatto, no. Bene, andiamo. L'Angie non mi dà fiducia a fare questa risposta all'Angie per il semplice fatto che non è proprio precisa. Quindi, Angie, rifà le prossime volte quando avrai dati più certi, perché sennò è come giocare al carrozzone. Allora, stella azzurra, stella azzurra, mi raccomando, cari amici, se volete delle risposte che abbiano un po' di attendibilità, nessun segno zodiacale, ma cose chiare, data di nascita e nome. Se poi arricchite come ha fatto Stella Azzurra, cioè Cinzia, che spiega anche che lui è un ex, ma impegnato, ecco. Allora, vediamo un po' se tornerà in futuro. Ma sembra che Giuseppe nel futuro si farà vedere, ritornerà. Vediamo un po'. Un po'. Se il nostro Giuseppe torna dalla nostra amicizia. Ma l'inizio, l'inizio è caliente, eh? C'è l'Imeneo che è la carta migliore che si possa accettare, aspettare per... Sembra proprio che l'interesse ci sia, eh? All'inizio magari come amicizia, ma poi sembra quasi che si debba, come si suol dire, confermare qualcosa di importante. Ma andiamo in dettaglio, ti vedo malinconica. Ma guarda, eh, allora, vedi, io vedo che lui con te nel passato è stato un gran personaggio, un grande amore. Tu giustamente dici, giù in fondo scrivi appunto che sono 4 anni che non ci sono più contatti. Ma l'inizio del taglio sembrava molto buono, no? Però con la stesa si vedono delle difficoltà importanti, perché vedo che lui a te ti manca, ti vedo che ti manca tantissimo la carta malinconia e sei speranzosa che torni. Lui però vedo che ci sta pensando a una soluzione nel passato questo, però vedi è un personaggio un pochettino, ha dei grandi doni, grandi qualità, però è un pochettino triste sulle sue. Lo so, lo vedo, le carte lo vedo, ma all'inizio non era poi male, però lo vedo, vedi l'artista, qui infatti me lo confermi anche tu, perché vedi, quando esce questa Sibilla, la Sibilla dell'artista, sono sempre narcisisti, cioè nel senso che vogliono prendere, magari all'inizio è stato un fuoco d'artificio, poi alla fine vedo che è stato uno che gli piaceva più prendere che dare. Nel presente non vedo un ritorno, vedo che magari ci potrebbe essere dei momenti in cui lo senti, potresti risentirlo, ma non c'è proprio la carta del ritorno, no? Vedo che tu vorresti veramente rincontrarlo. Eh sì, eh sì, infatti l'artista non sa fare altro che questo, esatto. Quindi è così, vedo che in passato non è stata una chiusura felice. Quindi, Stella, capisco il tuo malumore, no? Vedo che nel passato non è stato per nulla una cosa felice. Poi, nel presente, vedi, gelosia, denaro, è anche un tipo attaccato al denaro, è un tipo molto attaccato al denaro e ha paura di perdere del denaro, non so per quale motivo, però lui è così.
Potrebbe esserci magari un momento nel futuro in cui tu avrai un flirt con lui, però sarà tutto bloccato perché è clandestino. Ci saranno dei momenti, molti momenti che ci potrebbero essere dei scintille, vedi, amore, però sarà un amore falso e tu te ne accorgerai e lo vedrai andare via. Però la domanda è se ci sarà qualcosa in fondo di serio, vedi, ammalato, morte, cambiamento, dottore, ma sono carte durissime, no? Non è un tipo che vale la pena spenderci per questo tipo qua. Mm. Capisci? Non vale la pena, c'è l'ammalato, la morte, poi il dottore. È un tipo che è un soggetto, un signore che attivamente non ti- al massimo qualche flirt, però vedi il clandestino, poi blocco, poi ancora magari qualcosa di importante, ma sarà tutta una falsità e tu te ne accorgerai perché c'è la tua solitudine. Quindi potrebbe nascere qualcosa, ma è tutto viziato dal suo egocentrismo. Non vedo un personaggio, magari all'inizio ti è sembrato, perché si vedeva che all'inizio eri molto speranzosa, poi è stato e potrebbe tornare, adesso con i dati che abbiamo, la domanda è giusta, potrebbe tornare, secondo me c'è qualche possibilità, ma sarà tutta una cosa um, non positiva, resterai sempre male, ci saranno dei piccoli tentativi, diciamo così, no? Ma non saranno cose limpide, saranno tutte cose clandestine, capisci? Quindi non ti conviene iniziare una storia con un soggetto del genere. Ok, bene. Bene, vedo che abbiamo già fatto mezz'ora, quindi il vostro Marietto vi invita domani sera alle 21:15 con il The Guard nel suo canale, cioè nel suo canale, nella nostra piattaforma. Grazie di avermi tenuto compagnia e mi raccomando per i prossimi, mi raccomando nome, data di nascita precisa, così che possiamo dare una risposta, visto che avete la possibilità di farlo in modo gratuito, più corretta possibile. Grazie cari amici e alla prossima, ciao.